Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Siamo arrabbiatissimi contro il caro carburanti. A Siracusa la protesta di agricoltori e allevatori davanti al petrolchimico di Priolo, pronti a bloccare il sito più grande d'Europa, trattori davanti agli impianti sud dell'ISAB. Sanità, il governo Meloni boccia il decreto della giunta Schifani sulla rete ospedaliera siciliana, giudicato pieno di incongruenze e criticità sui posti letto e le reti di emergenza. Base di Sigonella vietata agli Stati Uniti d'America. La decisione del ministro Crosetto corre il consenso del Parlamento. Caccia bombardieri americani erano già in volo verso il Medio Oriente, dove continua ad infuriare la guerra scatenata da Israele e America contro l'Iran. Mala movida gela, lite fra giovani finisce a coltellate, arrestato un 22enne. Femminicidi di Sara Campanella e Lorena 40, l'Università di Messina ricorda le due studentesse uccise lo stesso giorno a distanza di 5 anni. Regionali, Ismaele Lavardera si candida a presidente, presentato simbolo e squadra di supertecnici. Sul messaggio ricevuto dalla Meloni, l'ex Ienna replica: non è più lucida. A Catania sgomberata l'ex palestra Lupo, diventata nel tempo centro sociale. Ruspe in azione per demolire l'immobile. Nel progetto il comune la realizzazione di un'area destinata a verde. Bentrovati, in apertura andiamo a Siracusa, sono pronti a bloccare il petrolchimico di Priolo. Stamattina la protesta di agricoltori e allevatori davanti all'ingresso degli impianti su di ISAB a Priolo. Il caro carburante sta colpendo duramente anche loro e con i trattori si dicono pronti a bloccare gli accessi al polo petrolchimico più grande d'Europa. Francesco Aloi. Ora siamo qui solo un sit-in così pacifico per far sentire la nostra voce, ma in futuro possiamo tornare qui con tutti i nostri trattori e bloccare le uscite e l'ingresso della raffineria. Gli agricoltori sono pronti a bloccare il polo petrolchimico più grande d'Europa. I trattori sono davanti agli impianti sud dell'ISAB a Priolo, ma se non cambierà nulla nei prossimi giorni, qui potrebbero arrivarne molti di più. Visto che ora ci sarà lo sciopero degli autotrasportatori, ci uniremo a loro sicuramente, perché le ultime gocce di carburante che avremo le utilizzeremo almeno per fare sentire la nostra voce. Al sit-in c'è soltanto una rappresentanza della categoria tra agricoltori e allevatori. Usciti dalla grande emergenza della siccità, adesso ne devono affrontare un'altra. Noi siamo arrabbiatissimi e volevamo essere arrabbiati insieme a tutta la popolazione, perché questa speculazione così forte non è giustificata. Quindi gli agricoltori siamo fermi, ma volevamo insieme a noi tutte le altre categorie che bruciano carburante. Maria Concetta ha 26 anni e lavora nell'azienda di famiglia a Solarino. Guardando al futuro vede molta preoccupazione. Che prospettive avete? Cerchiamo di continuare fin quando possa essere possibile farlo. Speriamo riuscirci. Intanto dal 20 al 25 aprile, con lo sciopero degli autotrasportatori, nei supermercati potrebbero tornare gli scaffali vuoti, come ai tempi delle proteste dei forconi. Nuova tegola sulla regione. Il ministro della Salute contesta il piano della nuova rete ospedaliera inviato a Roma. Per i funzionari presenta numerosi disallineamenti tali da non consentire una corretta e compiuta istruttoria per la valutazione. Emanuela Corsi. Dopo lo stop alla legge sui ristori per il ciclone Harry, il governo Meloni boccia anche il decreto della nuova rete ospedaliera della regione. Numerosi disallineamenti e le incongruenze per i funzionari del Ministero della Salute che in una lettera di 2 pagine spiegano come la documentazione trasmessa non consente di procedere a una corretta e compiuta istruttoria per la valutazione. I rilievi iniziano dai posti letto. Per i funzionari vengono cancellati 84 posti ancora da attivare, mentre per altri 135 di psichiatria non viene indicato in quali strutture verranno aperti. Per alcune discipline poi risultano presenti posti letto non riconducibili ad alcuna unità operativa, al San Giovanni di Dio di Agrigento per gastroenterologia, al Piemonte di Messina per neuroriabilitazione, al San Raffaele Giglio per pneumologia. Il Ministero sollecita chiarimenti anche in merito agli accordi
accorpamenti di alcune strutture. I funzionari chiedono anche una chiara articolazione della rete dell'emergenza-urgenza e l'assetto organizzativo delle reti specialistiche, con particolare riferimento alla rete oncologica e la pianificazione della rete dei punti nascita. Il decreto contestato a Roma è stato disegnato dall'assessore Faraoni e dall'allora dirigente della programmazione Salvatore Iacolino, oggi sotto inchiesta per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Una tegola che arriva mentre dentro Forza Italia alcuni esponenti criticano la scelta di Schifani di lasciare l'assessorato alla sanità a Fratelli d'Italia, nel tanto atteso rimpasto di giunta. L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella per missioni operative in assenza di autorizzazione preventiva. La decisione del ministro Crosetto richiama le regole sugli accordi bilaterali e il controllo italiano sull'impiego militare del proprio territorio. Il Movimento 5 Stelle aveva segnalato cacciabombardieri americani in volo partiti da Sigonella e adesso chiede ulteriori spiegazioni al governo Meloni. Roberta Lunghi. Sospiro di sollievo in Sicilia dopo la decisione del governo italiano. La base aerea di Sigonella infatti non sarà utilizzata da missioni statunitensi dirette in Medio Oriente. La notte di venerdì 27 marzo alcuni cacciabombardieri USA avevano infatti previsto un atterraggio a Sigonella prima di proseguire verso il Medio Oriente. Il no però è arrivato dal ministro della difesa Crosetto dopo aver verificato che il piano di volo non era stato autorizzato né comunicato ai vertici militari italiani. Sigonella resta una base militare strategica condivisa usata anche dagli Stati Uniti per operazioni logistiche e di sorveglianza, ma l'autorizzazione italiana sarebbe dovuta passare dal Parlamento. Le basi della NATO hanno tutte un regolamento che è stabilito da accordi internazionali e la richiesta americana è stata fatta al di fuori di questa regolamentazione e naturalmente il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore della difesa non hanno più potuto attenersi a queste regole che tutti, compresi gli americani e i nostri alleati, sono tenuti ad osservare. Questa decisione può dunque essere un definitivo intervento per rassicurare chi vive sul territorio. La NATO, l'Alleanza Atlantica, le forze armate italiane portano sicurezza. Immaginare di avere una base che porti insicurezza e instabilità vuol dire allora rinunciare alla propria difesa, rinunciare alla deterrenza, ma allora rinunciamo anche alle forze dell'ordine se abbiamo paura che queste creino problemi. A Enna un operaio è morto sul lavoro mentre si trovava in un campo di calcio privato, è caduto da un cestello elevatore riportando gravi ferite. Inutile purtroppo le cure dei sanitari dopo il trasporto in ospedale. Violenza nella Movida Gelese, una discussione per futili motivi finisce nel sangue. Un ragazzo operato nella notte, fermato il presunto aggressore. Geri Italia. Doveva essere una serata come tante, si è trasformata in violenza. A Gela, nel quartiere Caposoprano, davanti a un bar di Viale Indipendenza frequentato da giovani, una lite è degenerata in un accoltellamento. È successo poco dopo le 20. Una discussione tra due giovani per motivi banali si accende rapidamente. Poi il gesto estremo, un coltello, almeno 2 fendenti. A terra resta un ventenne, Andrea Tosto, colpito all'addome e al fianco. Panico tra i presenti mentre l'aggressore fugge tra i vicoli. Il giovane viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Le sue condizioni appaiono subito serie. Una lama avrebbe perforato un polmone. In serata il trasferimento in di soccorso a Catania e l'intervento chirurgico al Cannizzaro. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Scattano immediatamente le indagini della polizia. Rilievi, testimonianze e immagini di videosorveglianza. Nel giro di poche ore il presunto responsabile viene identificato e arrestato. È un 22enne, adesso accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Un episodio che riporta al centro l'allarme lanciato qualche settimana fa dal procuratore capo Salvatore Vella. Sempre più giovani girano armati e anche le liti più futili si trasformano in aggressioni. Una deriva che ancora una volta trasforma la Movida in un teatro di violenza. Aggressione nel Catanese, un 43enne ha tentato di uccidere il fratello di un anno più giovane colpendolo con un coltello mentre la vittima guardava a letto la televisione accanto al figlio minorenne. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Linguaglossa per tentato omicidio. 31 marzo è l'anniversario dei femminicidi di Lorena 40 e Sara Campanella. A Messina è stata deposta una corona di fiori dai colleghi studenti e dalla rettrice sul movimento che ricorda le due giovani. Francesco Triolo.
È il giorno in cui si rinnova il dolore. La comunità universitaria e studentesca di Messina ha ricordato oggi i femminicidi di Sara Campanella e Lorena 40, due studentesse della facoltà di medicina uccise da chi diceva di amarle, ed è un filo tragico quello che le lega. Il 31 marzo 2020, in pieno Covid, la morte di Lorena a Furci, il 31 marzo dello scorso anno quello di Sara. Nel cortile del rettorato questa mattina sono state ricordate con una corona di fiori deposta sul monumento intitolato proprio alle due studentesse. È già passato un anno, però il ricordo si mantiene vivo perché la nostra comunità è stata profondamente colpita da questo avvenimento. Spesso si pensa che siano cose distanti, però purtroppo quando accade a casa nostra il dolore è ancora più grande. Commozione e silenzio in una giornata piovosa a Messina, il velo di tristezza che avvolge tutti, compresa la rettrice Giovanna Spatari, particolarmente colpita dalle due tragiche morti. Noi con i nostri studenti insieme, loro più di me non dimenticano questi efferati crimini che hanno privato due ragazzi come loro della possibilità di avere un futuro. Quindi questo è solo un momento di dolore vissuto nel silenzio e vuole essere, come c'è scritto in fondo nella targa, un momento di memoria ma anche un atto di responsabilità per tenere sempre altissima l'attenzione. L'Ateneo messinese ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione sulla violenza che adesso cercherà di esportare anche nelle altre università. Passiamo alla politica. Ismaele Lavardera si candida a presidente della regione. Oggi ha presentato il simbolo e la squadra di supertecnici. Sul messaggio della Meloni l'ex Iena dice: non è più lucida. Marco Gullà. Voglio essere il presidente di tutti. Ismaele Lavardera durante una conferenza stampa all'Ars ha presentato il simbolo ufficiale con il quale correrà per la campagna elettorale a presidente della regione siciliana. Il simbolo non contiene il suo cognome ma il nome, proprio a voler indicare la sua vicinanza alla gente. E dobbiamo prepararci, organizzarci, creare una squadra operativa. Io oggi ho dimostrato che accademici, personalità del mondo della società civile hanno deciso di abbracciare questo progetto a dispetto di quelli che dicevano che noi siamo soltanto un movimento populista che non parliamo dei problemi dei siciliani. L'ex Iena ha presentato poi i primi nomi che stipuleranno il programma di governo, un comitato tecnico scientifico composto da docenti universitari, medici, dirigenti regionali e tra loro anche il nipote del primo presidente della regione, Giuseppe Alessi. Ma nessuna squadra di governo, per quello ci sarà tempo di confrontarsi con una coalizione. Oggi non abbiamo lanciato gli assessori, abbiamo lanciato un comitato tecnico scientifico. Gli assessori li condivideremo con una coalizione. È evidente che bisogna fare una sintesi, è evidente che dobbiamo smettere di fare come Schifani, cioè la divisione col manuale Cencelli dei ruoli degli assessorati. Bisogna fare una divisione sulla scorta del metodo e delle capacità. Lavardera infine è tornato a parlare sullo scambio di messaggi con la premier Giorgia Meloni. Con quel messaggio, ha detto il deputato regionale, ha dimostrato di non essere più lucida. Mentre il mondo è in crisi, c'è una guerra in corso e Sigonella, nel mirino, lei pensa a criticare il mio operato politico. Cresce la tensione intorno alla maggioranza che sostiene il governo Schifani alla regione. Assediata dalle inchieste, la coalizione non riesce a dare indicazioni per il rimpasto. Manlio Viola. Scandali, indagini una dietro l'altra e tensioni politiche. Problemi crescenti per la maggioranza regionale siciliana che sostiene il governo Schifani. L'ultimo scandalo riguarda Agrigento e il deputato di Fratelli d'Italia Lillo Pisano, già accusato di peculato e truffa aggravata, ora finisce al centro anche di un'accusa di finanziamento illecito. Avrebbe ottenuto 30.000 euro per la campagna elettorale dalle associazioni no profit dei coindagati, che però funzionavano grazie ai contributi pubblici della regione siciliana. Insomma, dietro la cultura di Agrigento c'erano, secondo l'accusa, gli interessi del deputato che era di casa al Teatro Pirandello. Mentre la nuova inchiesta dipana i suoi primi passi e le sue prime notizie, a Palermo il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso del manager Salvatore Iacolino nell'ambito dell'altra inchiesta, quella fra mafia e corruzione in sanità, che ha coinvolto anche un funzionario regionale e il boss di Favara Carmelo Vetro. In questo clima, segnato anche dall'attesa delle decisioni del Tribunale sul rinvio a giudizio di un assessore regionale, ovvero Elvira Amata, crescono le tensioni politiche in attesa di un rimpallo
impasto nella giunta Schifani che non arriva e potrebbe tardare ancora. Non ha intenzione di impelagarsi nei guai siciliani la premier Giorgia Meloni, che a cena con gli altri leader della coalizione avrebbe bypassato il tema. In assenza di indicazioni romane, i siciliani dovranno fare da soli, ma la tensione è alta sia all'interno di Forza Italia che all'interno di Fratelli d'Italia nell'isola. Sembra messa da parte dunque l'idea che a pagare il prezzo della sconfitta referendaria possano essere gli indagati Galvagno e Amata dentro il partito meloniano, ma un eventuale rientro anche di un solo nome in quota DC in giunta regionale potrebbe togliere il tappo alle tensioni sommerse nei rapporti interni alla coalizione invece fra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Forse non fare niente in questo momento è l'unica mossa possibile. Dopo approfondimenti tecnici, i ministri Marina Calderone e Nello Musumeci hanno inviato un emendamento al decreto legge per sostenere le popolazioni colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. L'obiettivo è garantire aiuti economici rapidi ed efficaci con risorse pubbliche, assicurando allo stesso tempo uniformità di trattamento tra i territori ed evitando differenze nelle norme regionali. La Sea-Watch 5 disobbedisce alle autorità italiane, entra nel porto di Trapani per sbarcare i migranti soccorsi nel Mediterraneo e ora è stata sanzionata. 20 giorni di fermo amministrativo e 10.000 euro di multa. Laura Spanò. La Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro dopo il rifiuto dell'equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di sbarcare a Trapani i migranti a bordo. Si tratta, spiega la ONG, della sanzione massima prevista dalla legge Piantedosi in questi casi. 2 settimane fa la Sea-Watch 5 ha soccorso 93 persone in pericolo in acque internazionali, tra cui donne incinte, bambini e minori non accompagnati. Nelle ore successive 36 persone erano state evacuate per emergenze mediche e su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo. Tra loro una bambina di 2 anni in condizioni critiche e diversi minori con le famiglie. Nonostante la situazione sanitaria a bordo, con persone che presentavano ustioni da carburante e gravi condizioni di vulnerabilità, le autorità italiane, dicono dalla ONG, hanno assegnato un porto a oltre 1.100 km dal luogo del soccorso, imponendo giorni di navigazione aggiuntiva. Di fronte al peggioramento delle condizioni a bordo, l'equipaggio si era rifiutato di eseguire ordini incompatibili con il diritto internazionale, procedendo allo sbarco delle persone rimaste a bordo nel porto di Trapani. Ora è arrivato il fermo amministrativo e la multa, ma Sea-Watch risponde con una nuova missione con la nave veloce Aurora. A Catania è stata sgomberata l'ex palestra di Piazza Pietro Lupo, diventata nel tempo un centro sociale. Al suo posto verrà realizzato un giardino tecnologico con percorsi pedonali per la riqualificazione di tutta l'area, che comprende anche Piazza Maiorana. Orazio Longo. Le ruspe sono entrate in azione con un ragno meccanico e un martello demolitore. Al posto della ex palestra sorgerà una piazza con area destinata a verde, la realizzazione di un giardino pubblico tecnologico e percorsi pedonali con la riorganizzazione delle aree di sosta, mantenendo il numero degli stalli attuali. Con un'operazione interforze coordinata dalla Questura di Catania è stato sgomberato lo stabile di proprietà comunale di Piazza Pietro Lupo in esecuzione di un'ordinanza del sindaco Trantino pubblicata sul sito del comune. Perimetrata l'area cantiere che comprende anche Piazza Maiorana, con i lavori che dovranno concludersi entro il 31 dicembre di quest'anno secondo le previsioni del progetto di riqualificazione nell'ambito PNRR, Piani Urbani Integrati e PNC, avviato lo scorso 23 marzo. Questo intervento è un tassello fondamentale della nostra strategia di rigenerazione del centro storico che sta riguardando varie zone, ha dichiarato il sindaco Trantino. Piazza Lupo tornerà a essere uno spazio vissuto, sicuro e decoroso, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio cittadino. La ex palestra era occupata da anni. Nei giorni scorsi alcuni attivisti avevano messo in atto una protesta pacifica contro la decisione di demolire lo spazio aggregativo. Lo sgombero è avvenuto senza criticità, sotto lo sguardo di alcuni giovani che non si sono opposti alla presenza delle forze dell'ordine mentre si radunavano alcuni manifestanti. Secondo l'ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza è fatto tassativo divieto a chiunque di introdursi all'interno dell'immobile e di sostare nelle sue pertinenze. Adesso una breve pausa, tra poco.
A Catania teneva armi da guerra in casa. I carabinieri di Gravina di Catania e di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, un 38enne, per detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Sequestrati 2 Kalashnikov, una pistola, caricatori e numerosi proiettili. E sempre a Catania i falchi della questura hanno arrestato un uomo che nascondeva in casa una pistola e 10 kg di droga, la misura scattata per detenzione di armi e spaccio di stupefacenti. E i finanzieri di Palermo hanno sequestrato beni per 4 milioni di euro a degli imprenditori dei settori di produzione di calcestruzzo e raccolta di rifiuti in diversi comuni delle province di Palermo e Trapani. Nelle inchieste per bancarotta fraudolenta coinvolti 4 indagati. A Catania i controlli del NAS in una mensa ospedaliera si sono conclusi con il sequestro di 60 kg di cibi in cattivo stato di conservazione. Gli ispettori hanno accertato rischi concreti per la sicurezza alimentare dei pazienti. Il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato. E adesso parliamo della Pasqua, una Pasqua incerta non solo per il tempo, per le condizioni meteo, ma anche per le presenze di turisti in città a Catania, legate soprattutto alle tensioni che si stanno registrando in Medio Oriente. Sentiamo Tonino De Mana. A Catania la stagione turistica si apre purtroppo in un clima di incertezza. Incertezza geopolitica per le tensioni in Medio Oriente ed incertezza climatica che si protrarrà fino a Pasqua, con la primavera che in Sicilia tarda ad arrivare, anzi si fa quasi desiderare. Franz Cannizzo, presidente di Abetnea, prevede una Pasqua in chiaroscuro. Ci sono le prenotazioni, ma il maltempo e le tensioni internazionali rischiano di rallentare l'avvio di questa stagione 2026. Turisti in giro per Catania con ombrelli impermeabili per la pioggia e giubbotti invernali, e stupore per chi era sbarcato dalle nostre parti in cerca di sole e temperature gradevoli. Leeds in England. London. Birmingham. Sicily is beautiful, but the weather is not very good now. Londra, Leeds, Birmingham. Catania sembra una succursale inglese, con umidità, cielo grigio e a tratti pioggia. Sorpresa anche questa coppia proveniente da Torino. Siamo venuti con un abbigliamento molto pre-estivo e abbiamo dovuto invece comprarci della roba un po' più pesante. Io mi sono portata le cose stratificate, quindi anche il maglioncino pesante da Torino. Ma il sole dove c'è? Si aspettava la primavera, il caldo siciliano, ma si fa attendere anche questo? Sì, quest'anno è così, ma va bene lo stesso. Poi avete sempre bisogno di acqua, quindi mi pare che questa volta siete stati accontentati. Pullman turistico coperto che poi riparte e si fa largo tra le immancabili buche. Mentre i turisti fotografano la fontana di Proserpina, purtroppo in pessime condizioni, l'autista tiene saldo il volante, pronto ad evitare gli ostacoli, le voragini di via 6 aprile. Dopo il telegiornale, il Focus di oggi si occupa di lavoro. Arriva la proposta dei giovani siciliani alla politica regionale, territori zero disoccupazione, il progetto sostenibile e trasversale che verrà presentato presto, e poi la protesta dei trolley del movimento, ora per fermare la fuga di chi cerca lavoro fuori la Sicilia. Giusy Lazzara ne parlerà con Simone Dei Pieri e Luca Giarmanà del Patto per Restare e Carmelo Abate del movimento. In diretta quindi dopo il TG e in streaming su Sicilia Web. Le vostre domande con un messaggio al 342 74 55 005. Adesso una pausa e poi il calcio. Siamo al calcio. Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti per il Catania, che deve preparare la partita contro il Picerno in programma al Massimino il lunedì a Pasquetta. I rossazzurri hanno un occhio anche a Salernitana Benevento, che si giocherà allo stesso tempo e non si sa mai possa rientrare il clamorosamente in gioco per la promozione diretta. Francesco Triolo. Rientrare in gioco per la promozione diretta è complicato, il Benevento è lontano 8 punti, ma un clamoroso suicidio sportivo dei campani potrebbe riaprire i giochi. È vero, lunedì di Pasquetta c'è Salernitana Benevento che potrebbe dare qualche speranza, ma il Catania di Piani in questo momento
pensa, è costretto a farlo, a prepararsi al meglio per i playoff e il nuovo allenatore sta pian piano, giorno dopo giorno, cercando di conoscere la squadra, le caratteristiche, gli equilibri. Viali in 2 partite ha imboccato una strada con una base che appare chiara, 4-2-3-1, con possibilità di muoversi in maniera elastica soprattutto in mezzo, dove Di Tacchio, Quaini e Di Noia rappresentano giocatori duttili e intercambiabili che possono far cambiare ritmo e passo alla squadra anche a partite in corso. Contro il Latina anche l'ingresso di Corbari ha dato qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva, mentre davanti D'Ausilio e Bruzzaniti si sono, aiutati a vicenda. Ecco, la capacità di modificare il proprio modo di giocare tra primo e secondo tempo, con i cambi dalla panchina e i moduli in campo, è stata forse la novità maggiore che è stata evidenziata a Latina dai rossazzurri. Adesso occorrerà ripetersi lunedì contro il Picerno. Una vittoria servirebbe a mettere pressione sul Benevento, che non guasta mai, ma soprattutto in questo momento a consolidare il secondo posto in classifica che in chiave playoff ha il suo peso, soprattutto se potrai contare poi appieno sull'effetto Massimino. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio al focus con Giusy Lazzara, buon pomeriggio.